Benedica a tutti. Spesso ci sono pagine della nostra storia che non conosciamo bene. Per fare un esempio, durante il periodo dell'Unità d'Italia succedevano tante cose che non sapevamo, perché non si studiavano tale scuole. E a così va a finire che ci sono state chiacchiere dedicate a certi personaggi che non se lo meritassero, ma noi manco sappiamo cosa sono. Si ne troviamo a Arminuso, oppure a Caccamo, a Comiso, a Furnari, a Gran Micheli, alla Marina di Girgenti, a Musulumeli, a Nizza di Sicilia, a Rusulini, a Villafrate, a Vittoria e pure un Palermo, è possibile dimurare, o più semplicemente trovarsi a passare per la via Enrico Cialdini. Tutti questi citati di Sicilia, infatti, hanno una via dedicata a questo personaggio storico che pare essere sconosciuto assai cristiani e magari agli stessi abitatori di stessate. Ma qual era sto Cialdini? Enrico Cialdini nasceva a Castelvetro di Modena nel 1811 e è diventato un militare dell'esercito piemontese partecipando a diverse guerre. Ma diventò per davvero famoso nel 1861, quando, con la soprannomina al luogotenente del re per l'ex regno delle due Sicilie, sappe occupare della cosiddetta guerra all'ubriantaggio, cioè contro i cittadini dello meridione, soprattutto ex soldati dell'esercito borbonico, ex garibaldini delusi e gente comune che non accettavano di essere sottomessi al governo italiano e alle sue superchiarie. Cialdini rinesce un mille difficoltà a vincere la resistenza dell'Ibriante, ma lo fece usando leggi speciali e fuori di ogni etica. Il stesso ne fa sapere, scrivendo la sua relazione ufficiale allo governo sopra la guerra all'ubriantaggio, che nei primi mesi e solo nel territorio napoletano ci furono 8.968 fucilate, tra le quali 64 padrini e 22 frati, 10.604 feruti, 7.112 prigionieri, 918 case bruciate, 6 paesi completamente arsi, 2.905 famiglie oggetto di perquisizione, 12 chiese sacchiate, 13.629 deportate, 1.428 comuni messi in stato d'assedio. I famosi stragi di Casalduni e Ponte Landolfo furono opera di Cialdini e oggi l'opinione sopra sto generale dell'esercito piemontese è quasi univoca. Era un criminale che fece ammazzare migliaia di cristiani innocenti. E per questo che lo sonnome si sta levando delle strade di una poco di città italiane. L'ultimo di questi furono Casamassima in provincia di Bari e Venezia, tutti e due lo passato mese di dicembre. E ora pare che pure in Sicilia si sta cominciando a muovere qualche cosa. Lo 10 di Innaro, il giornale online Link Sicilia pubblicava un articolo di Ignazio Coppola, che è un vero e proprio appello allo sindaco e allo consiglio comunale di Palermo. Perché giorno dopo nasce un gruppo Facebook che vuole essere un mezzo per far riuncere tutti i cittadini siciliani che vogliono fare o già stavano facendo azioni concrete per alcanzare l'obiettivo di levare il nome di sto criminale delle strade delle proprie città. Finiamo questa puntata di Supermondi con un gustoso video musicale di Calandra e Calandra che interpretano la sua canzone, Lo matrimonio tiri tuppe e tappe. Mani, io mi marito, non mai provato ancora manco lo vestito, dopo 20 anni di stare zitto, tra 2 settimane forse io mi marito,
quasi contenti furono amici e parenti. Qualcuno disse vedi dopo che ne penti, meno felici fu Luzio Antonio, disse sogno contrario a sto matrimonio. Confetti buoni e buche quanto una rota, tra spinne e spanni spende assai solo una volta. Tra discussioni, murmuri e lamenti si presentarono quasi i parenti. Patricottoni miso all'altari, mi dissi prespettato vada maritari. Gian Patri nostro e Nave Maria, me compare chiulane di una via. Una trova chiulane di Luparrino s'arrabbia, interrompe l'omelia e me so gira Giannia. La mezzita m'Italia è la colpa d'una mia, e cu fa fotografia dice mi che camorria. Arriva lo sarestano e la nebbia via a mano, senza tuppo un tappi, con un tuppo tappi, senza tuppo un tappi, con un tuppo tappi, come tappi tappi, tiri tuppe tappi, con tuppo e tacchi, già tacchi e tuppo, tiri tuppe tappi, come tappi tappi. L'occhio sediato fu Luzzonetto, i brumi che si vede di filare dito. Ora la chiesa alla nisciuta, lancio di riso e gran battito di mano, foto di rito con tutti quanti, scinciti un poco e tu mettiti davanti. Che fernicia, quanto pensieri, sciuri chiesa orchestra sala e cammareri, meno contento fu Luzio Vito, e dromeri setati a stare ancora zitto. Lu cammareri, menso stonato, versa lo vino giusto sopra Don Danino. Già un'arancina e la cassata, che sto mi vuole rovinare la giornata. La giornata è rovinata, Don Danino s'arrabbia, dici giusto giusto a mia, e me so gira Giannia. Me muglieri m'Italia è la colpa d'una mia, e cu fa fotografia dici mi che camorria. Arriva lo sarestano e li bicchiera via a mano, a balla i sposi, senza tuppo un tappi, con un tuppo tappi, senza tuppo un tappi, con un tuppo tappi, come tappi tappi, tiri tuppe e tappi, con tuppo e tacchi, già tacchi e tuppo, tiri tuppe e tappi, come tappi tappi, senza tuppo un tappi, con un tuppo tappi, senza tuppo un tappi, con un tuppo tappi, come tappi tappi, tiri tuppe e tappi, con tuppo e tacchi, già tacchi e tuppo, tiri tuppe e tappi, come tappi tappi. Occhio deciso, puzzo totò, ora tutti alla casa vasino. A festa veniva tutta a casa. Questo è tutto, ne vediamo alla prossima puntata, salutiamo!